gentlemen, signore e signori, Mr. Mario Da Vinci! Hey! Salve Mr. Mario Da Vinci, ancora un altro appuntamento insieme, ancora un altro appuntamento parlando dei grandissimi della storia della musica italiana e non solo, grazie alla tua voce. Parliamo in questa puntata di Claudio Villa. È un Claudio Villa romantico, un Claudio Villa che tu hai conosciuto, un ricordo incredibile che tu avrai di Claudio Villa. Sì, tantissimi ricordi, abbiamo fatto tanti festival di Napoli assieme, tante trasmissioni televisive e ovviamente... E anche una tournée americana. Sì, ho fatto una tournée nel 68 Sì. e varcammo la soglia di tantissimi teatri importanti, a Broadway, al Carnegie Hall, all'Accademia di Brooklyn, Ecco, qui ti vediamo, di avevo visto musica. una foto. Poi andammo a Los Angeles, San Francisco e ovviamente Bellissimo. c'era un teatro che oggi danno ancora l'Oscar della cinematografia mondiale E lì vi siete e esibiti. quindi diciamo facemmo sta tournée insieme con un grandissimo successo. Ci credo. Grandissimo. Senti Mario, in questa puntata noi ci occupiamo delle canzoni romantiche di Claudio Villa, che nella storia è stato anche considerato, malgrado, voglio dire, non era che fosse bellissimo, lui era bassotto, non era altissimo, però era un Latin lover, era uno che piaceva molto alle No, donne. è la verità, oltretutto era stimatissimo, vero. ma voluto bene da tanti fans, insomma, in quell'epoca, e oltretutto c'erano dei club che nascevano quotidianamente all'indirizzo di questo grande amico, cantante, cesellatore ovviamente, È vero. della canzone italiana. Tante donne tante situazioni. Anche la polemica poi della figlia Manuela, no? Manuela Villa. Sì, che poi... io ho conosciuto in Canada, insomma, Hai conosciuto attraverso un grande che faceva i grandi festival proprio in Canada, da Johnny Lombardo, che finito il festival di Napoli portava tutti gli artisti quindi in tu Canada, ti trovavi in Canada e in America ovviamente, e lui mi fece sentire questa ragazzina, diciamo, qua stiamo parlando di 25 anni fa, forse qualcosa in meno, e mi fece sentire questa ragazza, sai, ti voglio far sentire la figlia di Claudio, dico, la figlia di Claudio, sì, questa ragazza si chiama Emanuela Villa, e io scopri che aveva una bella voce, e come infatti è andata avanti con grande impeto e gran voce, grande battagliera, insomma. Senti, proprio... Auguri a te, cara amica nostra. È vero, salutiamo Manuela. E a proposito poi di Manuela, c'è una canzone cantata da Claudio Villa e cantata in maniera fantastica ovviamente anche da te, che porta il nome per l'appunto di Manuela. E noi la andiamo ad ascoltare. Manuela. M'han detto che la più bella di Barcellona l'han vista gettare allo scialle giù nell'arena. Da quando l'ha messa in pena la catalana, si inghiozza la sua chitarra nelle chiare di luna. Manuela, se nella tua casa moresca tu sei così sola, Manuela, accogli i sospiri e
amore, non senti che io voglio donarti per sempre il mio cuore, Manuela, Manuela, sul raso turchino dei sogni c'è scritto Manuela. Manuela, amore, signore, signori, e questa la storia di un grande delirio d'amore. Manuela, Manuela, sul raso turchino dei sogni c'è scritto Manuela. Ah, E la finale. Manuela. Finale bellissimo con Mario Da Vinci. Allora, puntata dedicata a Claudio Villa, puntata dedicata alle canzoni romantiche di Claudio Villa, ma dobbiamo anche dire il carattere molto forte che aveva Claudio Villa. C'era molta rivalità in quegli anni con Morandi, con Ranieri, con Dorelli. Anche con Johnny Però poi aveva sempre lui ragione, vinceva sempre lui. Vinceva sempre lui perché aveva un carattere forte e aveva anche una grande voce. A proposito di Johnny Dorelli e di questa rivalità, noi abbiamo beccato tra le immagini che di supporto a questo programma a te dedicato delle presentazioni di Dorelli dove quasi si capisce, si evince che c'era una rivalità, perché Dorelli che presentava Canzonissima presenta il titolo della canzone e non presenta il nome, non presenta l'artista. Parliamo adesso di una canzone, Ti voglio tanto bene, dove anche qui, come abbiamo fatto in altre puntate, abbiamo un po' giocato a farti cantare con Claudio Villa. Vediamo la presentazione di Johnny Dorelli, un po' atipica a Claudio Villa, e poi Ti voglio tanto bene, cantano Claudio volevo Villa. dirti una cosa importante. Prego. Tu sai che Johnny Dorelli, il papà di Johnny, si chiamava Nino D'Aureli e stava in America, e l'editore Bideri di Napoli negli anni 50, fine anni 50, lo portò in Italia e io l'ho visto, io ero ragazzino, in Villa Comunale c'era il Teatro del Popolo, dove c'è la Cassa Armonica, in una via di Grotta che Aurelio Fierro nasceva proprio con un grande successo. C'era Johnny Dorelli giovanissimo, Scapricciatielli, Spadilla d'Argento e tante altre canzoni, e Johnny Dorelli, ecco, così timido, uscì in palcoscenico suonando il pianoforte. Parliamo ovviamente di un grande artista. In questa puntata mi divertiva far vedere questo Dorelli un po' piccato nei confronti di Claudio Villa. Punzicchiava Claudio, e vediamo che succedeva. E poi ci sentiamo questa canzone cantata da Claudio Villa e da Mario Da Vinci. Volevo ricordarti una cosa, c'è un nonnetto surgelato fuori che ti aspetta quando esci. Un nonnetto? Sì. Te la sei presa? No, figo. Ti prego, allora, ti voglio tanto bene, dimentica il nonnetto. Va bene. Ciao. È come le sole d'oro
sai ingannare il sogno mio d'amore, per sempre sei tu. Cara, ti voglio tanto bene, non ho nessuno al mondo più cara di te. T'amo, sei tu il mio grande amore, la vita del mio cuore, sei solo tu. Grande amore, la vita del mio cuore, sei solo tu. Fantastico duetto, fantastico, ecco che cosa fa la tecnologia moderna, rimette insieme i grandi, Claudio Villa e Mario Da Vinci insieme in questa fantastica canzone Ti voglio tanto bene. Allora, stiamo ripercorrendo, grazie alla tua voce, alle tue incisioni, ai tuoi ricordi, dei momenti incredibili. Ecco, qua lo vediamo con Massimo Ranieri. Eccolo qua, parlavamo per l'appunto delle competizioni di queste canzonissime. Lui sfidava in quel momento due giovani che erano due veterani anche loro, loro nascevano, ma lui era più grande di loro come veterano e gli dava dei consigli, guarda, a Morandi e a Massimo Ranieri. Devo dirti un mio ricordo, io ero bambino e mio padre, buonanima, faceva il tifo per Claudio Villa e io, ovviamente, per Massimo Ranieri. Ed erano le bellissime epoche di Canzonissima, questo programma fantastico, dove Claudio Villa quante ne vinse. Allora, invece adesso andiamo a parlare di un'altra canzone, Portami tante rose. Parliamo di un Villa romantico. Senti, su questa canzone abbiamo trovato un'interpretazione di una tale Lydia Johnson, cantante degli anni 20, anni 30, insomma. Esatto, sì. E allora quando c'era solo la radio, C'era solo la radio e dove c'era il grammofono. E la gente ballava, io mi ricordo, io ero ragazzino. Andiamo a ballare in quella casa di Tizio Caio. E che cosa erano quei momenti particolari, perché tu guardavi la ragazza, lei ti guardava negli occhi e nascevano gli amori, con tarallucci, o pochi vini, o liquore, allora un rosario. Il rosario della nonna. Senti, e lì nacque anche l'amore per la tua signora Nina, che anche in questa puntata, come facciamo spesso, salutiamo. Una puntata sul Villa romantico, non possiamo non ricordare la signora Nina, che dopo però ne parliamo, perché c'è proprio una canzone dedicata a lei. Parlavamo di canzoni appunto antiche, di registrazioni antiche. Siamo andati a scovare questo grammofono che ti accompagnerà in questa tua interpretazione. Comincia a cantare Portami tante rose, Lydia Johnson, e poi su questo grammofono che gira Mario Da Vinci canterà. Prego. Fermarti va, so che tu parti domani,
non darti pena per me, ma un dono tuo vorrei ancora da te. Amore, amore, portami tante rose, stasera ancora. Tu dimmi tante cose, soffocherò il mio cuore, come pretendi tu, potrà mentire ancora, non piangerò mai più. Amore, amore, portami tante rose, che mai sarà di me, non domandarlo perché, come una stella cadrò e forse un dì nel nulla tornerò. Soffocherò il mio cuore, come pretendi tu, potrà mentire ancora, non piangerò mai più. Amore, amore, portami tante rose, amore, amore, che ne sarà di me? E abbiamo chiuso così, con la puntina, come si faceva una volta sul disco, queste puntine che venivano cambiate, i dischi che si pulivano. No, ma c'era sempre una persona vicino, Sì. diciamo, che doveva togliere, mettere il disco, insomma, non è Oggi- come adesso che si mettono magari 200 canzoni e, Beh, e il però giradischi gira sempre. Ci con fa piacere che il se vedi, CD. vai al passo col tempo, conosci sicuramente certo. gli MP3, dai grammofoni agli MP3 sei È passato. l'evoluzione della musica. della nostra vita. E l'evoluzione però, vedi, accompagna sempre Mario Da Vinci, e allora noi in questo viaggio sul Villa Romantico ci soffermiamo adesso su questa canzone Anna, Bella. che a te molto cara, questa canzone e anche questo nome, perché parliamo della signora Nina, Anna, la signora che è stata compagna Anche della tua se i vita. versi dicono altre cose, Ovviamente, comunque è ovviamente. dedicata. Diciamo di sì. Senti, la signora che io ho letto nel tuo libro inizialmente avrebbe voluto che tu ovviamente facessi altro, non il cantante, e tu per un periodo l'hai fatto anche. No, ma lei non voleva proprio che io cantassi, insomma, quindi ci fu una guerra inizialmente, no? Se tu per esempio a un certo punto mi metti a cantare, noi ce lasciamo, facciamo vabbè, io la misi alle strette, Sì. poi dissi, guarda che qua le cose vanno male, quando ci sposiamo, se io non canto, i soldi non arrivano. Era l'unico E modo. così lei acconsentì e ci sposammo proprio nel 1962. 62, però poi dopo ovviamente ti è stata compagna e vicina in tutti i tuoi successi, perché in tutte mi le ha tue dato scelte. 6 figli, Certo. 12 nipoti, Eh. ci sono due nipotine piccoline, sono le gemelline, figlie di Raffaella, poi c'è Sal che ha Certo. due figli, Francesco 2 figli, Gino Da Vinci 3 figli quindi- e ancora Lucia ha una bella ragazzina.
e quindi la possibilità che la dinastia Da Vinci possa andare ancora avanti, per fortuna, nel tempo. No, ma a me piacciono assai i figli, pure la guerra in casa è sempre una cosa bella, c'è luce, c'è amore, c'è tutto, c'è il sorriso, E quando allora- non ci stanno i figli, non ci sta niente. E tutto questo è stato fatto grazie a te, grazie alla signora Anna, e noi ci ascoltiamo per l'appunto Anna. I nostri sogni sono polvere, il nostro amore è solo cenere. Io sono solo un uomo semplice, per un amore troppo grande. Sulle mie mani che ti cercano, sulle tue mani che mi lasciano, senza rimpianti e senza lacrime, mentre il mio cuore sta morendo. Perché tu non lo sai cos'è l'amore, lo cerchi tra le stelle, lo cerchi in fondo al mare, ed io non posso darti il mio cuore. Per me non resta che una lacrima, un uomo vero non può piangere, un uomo vero sa sorridere, anche se muore come me. Tra le stelle, lo cerchi in fondo al mare, ed io non posso darti il mio cuore. Per me non resta che una lacrima, un uomo vero non può piangere, un uomo vero sa sorridere, anche se muore come me. Incredibile, non ho altre parole che dire, sempre fantastico, strepitoso, incredibile, perché questi finali non si sentono facilmente oggi e quindi bisogna ringraziare il signor Mister Mario Da Vinci per queste bellissime interpretazioni. E Volevo ricordare una cosa, ecco, all'indirizzo di un mio maestro che è stato per 40 anni con me ed è ancora vivo, vegeto, scrive canzoni da Pasamangori, innamorato, e lui scrisse questa canzone quasi 50 anni fa. Il maestro? Con, se non erro, Boselli, una cosa del genere, insomma, se non erro, il maestro Toniglio, che tu conosci sì, benissimo, sì, conosco, grande conosco. maestro napoletano.
Senti, allora Mario, abbiamo un ultimo pezzo e qua ci siamo sbizzarriti a farti cantare con Claudio Villa e farti fare anche il finale insieme. Per carità, Claudio Villa è un grandissimo. In più occasioni ci siamo trovati quando abbiamo visto le tue incisioni e quelle di Villa, che il finale era più lungo il tuo, ma questo per carità è senza nulla togliere al grandissimo, siamo qui a celebrare Claudio Villa, però lo vedrete anche in questa canzone, è una canzone bellissima, Il tuo mondo, e anche questa troviamo una presentazione di Dorelli un po' così, la competizione si vedeva, si vedeva. Allora, Il tuo mondo cantano Claudio Villa e Mister Mario Da Vinci. Vediamo. Direttamente da Tokyo. Non vieni da Tokyo, no? Stavolta non vieni da Tokyo. No, perché quando sei al turismo tu vieni sempre da Tokyo, capito? Ragazzi, abbiamo capito, Abbiamo capito tutto. Adesso andiamo avanti. Siamo appena all'inizio. Alla fine. Dunque, vi canterà per la fine, tenete il tutto per la fine. Il tuo mondo. Prego. Ciao. Tu mi ricordi di te, di un mondo che fu, di un vecchio mondo che ormai non può ritornare, eppure mi è rimasto nel cuore l'amore che io avevo per te. Vorrei tornare indietro per un momento, ma il Direttamente da Tokyo. Non vieni da Tokyo, no? Stavolta non vieni da Tokyo. No, perché quando sei al turismo tu vieni sempre da Tokyo, capito? Ragazzi, abbiamo capito, Abbiamo capito tutto. Adesso andiamo avanti. Siamo appena all'inizio. Alla fine. Dunque, vi canterà per la fine, tenete il tutto per la fine. Il tuo mondo. Prego. Ciao. Tu mi ricordi di te, di un mondo che fu, di un vecchio mondo che ormai non può ritornare, eppure mi è rimasto nel cuore l'amore che io avevo per te. vorrei tornare indietro per un momento, ma il tempo non si ferma, corre lontano. Io stringo forte a me la piccola mano che un giorno mi accarezzava, e da quel giorno i miei ricordi li dedico a te. Ero un bambino ma tu mi insegnavi a capire tutte le cose che tu sapevi da sempre. L'amore, l'amicizia
l'amicizia e il dolore. Ricordo le ho imparate da te. Vorrei tornare indietro per un momento, ma il tempo non si ferma, corre lontano. Io stringo forte a me la piccola mano che un giorno mi accarezzava, e da quel giorno i miei ricordi li dedico a te. E da quel giorno i miei ricordi li dedico a te. C'è anche l'applauso che ti ha fatto Claudio Villa. Allora, noi Ebbene, sì. chiudiamo questa bellissima puntata dedicata a Claudio Villa attraverso la tua voce. Diamo appuntamento a una prossima, Mario? Ma senz'altro daremo tantissime emozioni ancora. Con un altro e ringrazio affettuosamente questo pubblico che ci scrive, certo, che ci vuole bene, che apprezza moltissimo il nostro programma. Grazie a te, grazie a te, alla Mario. regia, grazie a tutti quanti voi e viva Villa, ciao!